Mogliano, via Ronzinella, sono circa le 21 quando l'ultima paziente di Roberto Fraioli, medico ginecologo dirigente del reparto di ostetricia e ginecologia del Villa Sallus di Mestre, lascia lo studio che si trova all'interno della casa del professionista. L'antivigilia di Natale di terrore per lui e la moglie è solo all'inizio. Suona il campanello, il medico pensa si tratti della paziente da poco uscita che ha dimenticato qualcosa. Fanno invece irruzione in due, vestiti di nero, incappucciati, che si avventano con veemenza su Fraioli. Mi hanno buttato a terra, minacciato con un tagliente, probabilmente un coltello o un taglierino, non sono riuscito a vedere bene perché mi hanno subito messo giù e legato le mani dietro la schiena con le fascette, quelle dell'elettricista praticamente. Ha chiesto che volevano soldi, sta fermo che te coppo, eccetera. Attimi di tensione e paura durante i quali il ginecologo rimane leggermente ferito. Questa persona che mi minacciava con questo tagliente me lo teneva alla gola, io nella colluttazione mi sono spostato perché non mi ferisse la gola e mi ha un attimo ferito il mento. La moglie dall'abitazione sente il trambusto ed entra nello studio medico. Anche lei viene presa dai banditi. Poi è arrivata mia moglie che ha sentito evidentemente il trambusto, eccetera, hanno preso anche lei, messa giù, stesso trattamento, cioè legata con le mani dietro la schiena e hanno girato per l'ambulatorio, sono andati in casa in gran fretta e poi insomma ci hanno lasciato la terra. I due rapinatori, a quanto pare veneti, mettono tutto a soqquadro e se ne vanno dopo aver racimolato circa 1.000 euro. Appena i coniugi si liberano, avvisano i carabinieri e caccia ora i criminali che hanno seminato il terrore nella villa di via Ronzinella.